Bella raga, ciao a tutti del Cubendone veneziano, siamo tutti su NBA ragazzi, abbiamo capito il livello di difficoltà, adesso siamo a All Star ragazzi. Quindi livello bello cazzuto Fioi, siamo allo United Center di Chicago. Vai Fioi. E andiamo, si parte. Rose. Attenzione Rose e subito Chicago parte alla grande. Sarà duretta sul livello, perché sennò col livello più alto ho giocato un paio di partite, ho fatto troppi punti, troppi assist, comincia a diventare tra virgolette irreale. Ecco, tanto il Come parte con una schiacciatura. Super Come. Siamo a livello All Star. Quindi il terzo livello, matricola Pro All Star. Ho giocato sempre a Pro. Ecco. Chicago è partita veramente a strombattuto comunque. Vai Fiori. Vai Come. Adesso cercherò di far vedere qualche scena intermezzo visto che mi piace tanto. Ecco, servito a cappellone. Derek Rose recupera. Oh ciao Derek. Ecco. Adesso comincio a sentire il livello più alto. Vabbè calma. Relax, relax. No, calma, devo riprendere la mano, non gioco da un bel po' NBA. Bravi. Dai. Concentration adesso. Parson. Missile. Solo rete! Buono. Primo assist per il veneziano. Derek Rose. Spero 44 punti ha fatto contro Washington. Ammazza. Ecco. È un po' in forma il piccolo Derek. Vai venezianone. Spacca tutto. Vai. Ellis. Nowitzki. Dirkone grande Dirkone. Non mi ricordo neanche come siamo messi in classifica bene. Ma sì, mi se ne fotte. L'importante è cercare di fare un bel risultato allo United Center di Chicago, la città del vento ragazzi. Rose contro veneziano, sfida molto molto dura. Oh, che blocco. Fallo di Ellis. Rose sbaglia il libero. E Rose sbaglia il libero. Vai Fiori. Andiamo a spaccare il culo a tutti. Bravo Come. Il Come prova in faccia a Rose. Mattone. Purtroppo mattone. Ellis, ancora Ellis. Parson. Prova il tiro. Ancora un mattone. 1 su 4 del campo ragazzi, non è proprio un inizio scoppiettante. E arriva il rimbalzo comediano, ecco il rimbalzo comediano. Quanti rimbalzi fino adesso in questa stagione. Vai Come. Ellis. Si vede che il livello è più duro Fioi. Nowitzki. Il Come la prende. Che cazzo però. Che due maroni. Attenzione Rose. Vai Come. Il Come da solo. Grandissimo. No! Schiaccia! Ma va a cagare. Perché non ha schiacciato su sto porco? Buono. Graficamente devo dire che ha fatto un aggiornamento, non lo so, ma mi sembra veramente migliorato. Molto più pulito ancora di più, che già insomma è abbastanza bella NBA. Attenzione Rose. Cosa ha fatto Rose? Bella partita però equilibrata. Sembra che a questo livello faccio fatica un po', va bene, perché ho 68 di totale ancora. Questa seconda stagione come indiana, il Come prova. Porca troia, almeno arriva il fallo però. Dai veneziano.
Mamma mia. Dalla linea della carità veneziano. 2 su 2. E bravo il nostro prodigio. Tra l'altro sul come nei rimbalzi è fenomenale. Questa è una cosa veramente inaccettabile. Bravo Dirk. Vai come Ellis. Dai Ellis, fai qualcosa. Non potevo prendere questo contro Gioacchino. Partita difficile, partita complicata lo United Center di Chicago. Rose. Ennesimo rimbalzo di Venezia. Ecco, nei rimbalzi il fiore devastante. Ellis. Super assist di veneziano. Grande Q. Bravi ragazzi, bravi. +1 Dallas. Ok, questa stagione non me ne frega niente. Vai, questo però forse non c'era prima, questo non mi ricordo. Però è davvero diverso il gioco, non so perché, forse perché non gioco veramente da tanto. McDermott. Grande, vai Dirk, bravo. Doris Burke had a chance to catch up with head coach Tom Thibodeau. A key concern for his side is how to keep Monte Ellis from running amok. Vai Come, attenzione come si libera ed è solo rete come indiana. Grande vecchio. Ricordo sempre che registro il primo e l'ultimo quarto. Adesso proverò a mettere anche le scene, ragazzi, che le volete tanto. Attenzione. Pessima stoppata, porca puttana, attenzione Butler, missile. Mamma mia che bomba di Butler. Mamma che bombone di Butler. Attenzione, come prova un passaggio impossibile, porca puttana la bella. From Chicago. McDermott. Eccola là. 2 triploni abbastanza pesanti. Beh, d'altronde stiamo galleggiando per i playoff. Pensavo molto meglio, sinceramente. Vabbè. Bravo veneziano, bellissimo assist Nowitzki. 2 punti comodi, non è assist di veneziano ma buona azione, buon giro palla. Bravo qui. Bravo qui. Farle va netto con il tiro libero supplementare. Guarda ragazzi, mi sono proprio rifiutato di registrare 18 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, non male per carità del Signore, ma 70-92, cioè sinceramente non possiamo tenere questo livello di difficoltà. È vero che faccio comunque bene, però fioi, cioè, non c'è partita. Gioco bene solo io, preferisco fare più punti, anche se comunque non tutte le partite le gioco bene, però vedere questo scempio è veramente inguardabile ragazzi, è inguardabile. Derrick Rose, dai, intanto ormai è finita, ecco il comandone cade da solo come un pippotto. Ci ho preso a meno, cioè comunque con questo livello di difficoltà è positivo, però non volevo vedere ste robe, cioè di 20 punti perdiamo, non sono mai stato in partita e mi sono sinceramente rotto i coglioni, cioè, anche per quello mi passavo a giocare, anzi la difficoltà, cioè questo, ripeto, non è colpa mia perché io il mio l'ho fatto, cioè non a caso un bel voto o e belle statistiche, cioè più di così non posso fare. Ho una squadra di merda proprio. E sulla carta no, abbiamo comunque Ellis, Nowitzki, cioè veneziano, cioè abbiamo una buona squadra, però non va perché non va. Scusate ragazzi, mi metto un po' di panico, è un po' difficile per ormai divertiamoci, cioè ho 68 e faccio sti risultati. Sto bilanciato un po' male secondo me questo gioco, per questo punto di vista. Sì, non ho una gran percentuale del tiro, comunque con un 34% non è bene. Però insomma comunque ho fatto certamente meglio di sti stronzi, sì.
questo è poco ma sicuro. Gasol. Ecco, neanche rimbalzo, non mi dà sto coglione di Parsons. Dammi la doppia doppia, gay. Ecco. Faccio anche, creo anche lo spazio, cosa vogliono di più? Cosa vogliono di più sti pipponi? Guarda il sudore di Rose, ragazzi, mamma mia. Per me si nota molto di più, Ok. Vai Cuba. Bravo, Ellis. Ciao ciao. Io sono molto soddisfatto della mia prestazione anche di oggi. Quasi tripla doppia, cioè quasi tripla doppia. Così. Sono indeciso se continuare a questo livello, ragazzi. Non so che fare, onestamente. Non so che fare. È veramente complicata la cosa, Allora, o tengo, a sto punto, ragazzi, decidete voi, o tengo questo livello, però gioco più partite, però anche è vero ci metterò una vita, non so perché chiaramente questo gioco qua è di una lentezza inaudita per fare dei video su YouTube, o invece metto il livello pro, quindi sono proprio il livello non del cazzo, però ne simulo di più così posso finire la stagione. Cioè, bravo Cuba. A voi la scelta, ragazzi, la lascio a voi, perché così, boh, secondo me questa è una serie che potenzialmente sarebbe la più bella del mondo. Però purtroppo i giochi di basket sono così, non puoi mettere 6 minuti, 5 minuti, perché cioè, tutte le statistiche vanno a puttane, cioè, non c'è niente da fare, è così, ragazzi. Cioè, comunque a questo livello di difficoltà All Star faccio 20 punti, 9 rimbalzi, 7 assist, e la squadra ha fatto schifo, È abbastanza curioso, questo secondo me è bilanciato di merda sta cosa. E ho 68 di parametro anche, cioè, non va, secondo me non va, anche per questo ho un po' mollato la serie di Nemba. Buono ragazzi, è stato 96, un saluto dal commento veneziano, fanculo, dai, ciao!